Astora qui, l'Antavia Stella Zapette e l'ora di Yuga. E l'ora Lampara. Qui è l'ora di Sabianton. Allez, Yuga. Saluti a tutti e ringraziavi di secondo noi France 3 Corsica di Stella, felici di ritrovare, giochiamo insieme ai Sabiantoni e di l'ora di una rivincita tra le nostre squadre di stasera. Ritroviamo dunque i Luminelli, Puletti Sciacamana, Anna Livia, Stefano e Geremi, salute. Salute. Anna Livia, due parole in tua squadra. Oui, alors, buonasera. Alors, nous travaillons dans l'électricité sur Ajaccio. Voilà, donc Stéphane. Plateau clientèle d'Ajaccio. Plateau clientèle. Jérémy. Service numétique. Service numétique. Numétique. Cos'è? Numérique, technologie informatique, contrôle électrique, contrôle commande. Oui, contrôle tout, quoi. On contrôle tout. Anna Livia. Et moi pour la partie qualité environnement. D'accord. Dans une entreprise d'électricité. C'est Qui a ça. le monopole sur l'île. Bon, conoscete a squadra in faccia a voi, sono quelli che rappresentano il Corsican Business Women. Saluta Elisabeth, Brigitte, Michel, buonasera. Buonasera. Bon, Corsica Business Women, dunque donne che sono capi di intraprese, chi? Io sono capo impresa e poi... Senti parecchi, siete casa numerosi. Siamo E dunque, 22 al consiglio amministrativo e poi 250 intorno alla socia Corsica Business Women. e donne ci un po' di più perché c'è una specificità in Corsica. Io siamo numerosi, rappresentiamo 29% di economia in Corsica e in Francia sono appena 26. Prenez exemple, voilà, on vous parle. C'est ouvert ici aussi. Ah, le métier de l'entreprise est ouvert aux femmes, vous en êtes la preuve ce soir. Bon, sapete chi si occupa una rivincita? Quelle è la volontà di vincere stasera? Ben sicuro. Ma non possiamo mica giocare senza me sapientona a me, sapete? Patrizia, Cadacega, salute. Buonasera. Allez, giochiamo a raffica. Conoscete un gioco dunque a raffica e maneno tu funzo, primo chi picchiello chi risponditi beh pigliati 20 punti. E solo quello chi picchia chi risponde, Attenti. Prima domanda. Chi bocca si deve francare per andare da Vuresta da Itone a Ugnolo? Ai On franchit quel col? Vergio. Le col de Vergio, risposta buona. Radio. C'est chez moi en plus. Bravo. Ah ouais. Su Saoca, questa statua da Manta Iu Cristo in Ada Leonardi, precisemmola. Là, on ne sent mica, c'est l'un des boys. Ah ouais. Chi carruggio di New York è conosciuto per i suoi teatri? Broadway. Hein? Broadway. Broadway? Non, c'est Tocca a voi di Broadway. Broadway? Oui, perché Michel è di New Ah York. oui. Elle. Risposta buona. Ah bon, Michel di New York? Yeah. La c'est vrai. Yeah. New York. Internazionale. Broadway è quantunque uno dei più lunghi, di Sigarudi di New York, ma giusto appunto ci sono i teatri che ne vogliono un carruggio particolare. Ci sono chi conoscono meglio Broadway che i zoologhi. Sotto a chi nome è più conosciuta a vedra corsa chiamata Smaraldita? Le bleu doré, ça, non? Non, Tocca a voi. Smaraldite. Alors, j'hésite entre deux. Dis-moi. Non, je vais dire la tienne. C'est le vert doré. Ça. Le vert doré. Vert doré, ça. Non? Vert doré, ça. Verde Dorezza. J'ai entendu le bleu aussi tout à l'heure. Non, c'est le vert. C'est le vert Elle a dit le bleu, mais c'est le vert. Risposta buona, risposta è buona. troppo tardi. Soel chi picchia, donc Soel chi risponde. Guarda Lorenzo è stato sfruttato assai e d'altronde si ritrova in certi monumenti in Firenze, particolarmente la Luigi Radio di i Medici.
Secondo il racconto di Grimm, qual è un tipo spiccato di Hansel? Gretel. Gretel e Hansel. Risposta 1. Imprigionati in questa casa fatta a pane. C'est dur de s'échapper. Mangiato tutto sto pane. Chi è lo sport di Bastiaccio? Laurent Locoli. Tennis. Tennis, risposta 1. Un salutiamo a Laurence e Lugisante perché che è giunto qui di Natale. Sa giocare a tennis, ma sa di noi balla, sai? Bon, 40 punti, 60 punti, dunque o tocca, bravi. Giochiamo a varia via. A varia via, dunque una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda, Patrizia vi faccio 3 proposte. C'est un QCM, question à choix Multiple. C'est bien. Dunque, vi faccio una domanda e ascoltate le proposte di Patrizia. Cominciamo con i Luminelli. Prima domanda, qual è su questi cantatori è associato a un paese di Rusio? Tra Carlo Rocchi, Gian Francesco Bernardini o Tony Toga, un paese di Rusio. Rocchi, Bernardini, Tony Toga. Charles Roch. Oui, c'est ce qu'il dit derrière. Oui, oui, oui. Ouais. On allait bien. Anna Livia. Allez. Rock. No, una seconda. Pardon, faut pas... Non, pardon. Je vous ai vu. Voilà. Donc, mi rispondite. Rock. Carlo Rocchi. Un cassai, risposta 1. Cassai Galigiso, tutti questi idee che sono tercani. In che città si trova il famoso museo di Prado? In Madrid, in Marsiglia o in Roma? Le musée du Prado. C'est à Madrid, à Marseille. Marseille. En toute confidence, j'aurais répondu la même chose. Ah oui. Et comme vous, je me serais trompé. Dire à Madrid. Madrid. Madrid, aperto in 1819 e che accoglie quantunque un numero più importante di collezioni del mondo. E ci si trovano collezioni iniziate dai Habsburg e dai Borboni. Chi personalità sarebbe stata tomba da Lee Harvey Oswald? Allora, tra John Lennon, tra Malcolm X o John Fitzgerald Kennedy. Les indiens Kennedy. Eh oui. Dunque, la verità tombo Lee Harvey Oswald. John Fitzgerald Kennedy. E John Fitzgerald Kennedy, tombo da Lee Harvey Oswald, risposta 1. il 22 di novembre 1963, allora su Lee Harvey Oswald è stato tombo di Noello, non è mica stato iuigato perché chi l'hanno tombo la tombo un certo Jack Ruby. Jack Ruby che era un proprietario di discoteca che si evitava la fare. Non si sa manco di No, c'è un mistero quantunque in giro a morte di Kennedy. Tanto mistero. Quale ha realizzato il primo volo tra Corsica e il continente era in 1886. Allora, tra Jean Casale, Louis Cabazza, Jean-Paul Ambrogi. Le premier vol entre la Corse et le continent en 1886. J'étais pas là. Ouais, on n'était pas là. Ok. Ci manca un ritratto. Alors, on va dire Casale. E a gioco perché ne abbiamo parlato in di Sabientoni di Louis Capazza. Capazza. Ah, on était sur... A 24 anni ha fatto alea tra Marsiglia e a Pieto in dirigevole. 20 punti, 120 punti. Bravi. Bravo, voilà. Une revanche terrible. C'è una rivincita, ma non è ancora compio. Non solo continua, e da salutare con noi stasera c'è una parte di un collegio di Baleone. Salute! Non so mica solo, c'è di nuovo un collegio Fesh, 2 collegi Ayacin.
Giuliamo a trappola. E trappola di stasera preparati dai nostri candidati a Zapet. E dunque ora cominciamo con Corsica Business Women. Mon anglais va beaucoup mieux. Allora, bon, se li rispondono i bene 40 punti a Zapet o rispondono mica ripigliati 20 punti. Come lo si dice in certi film, buon chance. Quale ha proposto in 1791 a dichiarazione di diritti di donna e di cittadine, qui a proposé en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. On ne souffle pas derrière. Ovvio, i sapientoni sono in d'arrêt stasera. Il va passer fort. C'est par là que ça se passe. 1791. On ne souffle pas derrière. On ne souffle pas derrière. Bon, on l'a été mica. C'est un des. On ne souffle pas derrière. Sur le bout de la langue. Vous n'avez pas soufflé assez fort, donc on l'a été mica. Ma Oh! Alors, voilà, donc c'était Olympe de Gouges. et lasagne. Olympe de Gouges. Bonne réponse du public. E chi pubblico? Sono i collegiani che lasagne. Marie Gouges, dite Olympe de Gouges, une femme politique considérée comme l'initiatrice des mouvements des droits des femmes. E io credo che in Corsica abbiamo una bella generazione. Mi si pare, Bravi Zidelli. Bon, elle, Olympe de Gouges, a Gorge, è stata ghiottinata in 1793. Ma elle N'ont pas aimé les droits de la femme. Ma elle adore la cosa è andata a cercare. Ils ont dit, c'est bien ce que tu dis, mais bon, on va couper court. Mais pas maintenant. Alors, bon, vous êtes irréguliers 20 punti. Ah, merci. Merci. Attends, maintenant, ils vont s'en prendre Maintenant, on va un. s'en prendre. Et voilà, ils rigolent, c'est bon. On les récupère. C'est mauvais. No, perché qui aso. Ah, Allora, chi famoso dirigente d'impresa, normalmente, di vostro dominio, è d'origine corsa. È stato fino al 1988 direttore di comunicazioni di EDF. oh non, EDF. A tempo. Tu vas. Vanno mica parlare di un cammin di varo. Qu'est-ce que j'en sais, moi. Un famoso dirigente d'impresa, Franchement. d'origine corsa. Ouais, d'origine. È stato... È d'origine corso. D'origine, il a dit. Vuole di corso, corso. È Alors, stato fino al 1988 direttore di comunicazioni di EDF. alors vraiment. E a so che conoscete. Casanova. Perché mica? Sur un malentendu. Sur un malentendu. Ma lo conoscete? No, non è mica Casanova. No. Lo conoscete? Non, Spaolini. Ah non, Spaolini. Non, bien Spaolini, sûr. lo conoscete. Bien È sûr. l'anziano direttore di TF1. Ah oui, oui. Ah, mais je ne perché- savais pas par contre qu'il était. No, prima di entrare in un gruppo di Voilà. Bouygues è stato un dei capimati di EDF e dunque la sua famiglia è di Lugulinazza. Non, tout à fait. Ouais. Voilà. Mais je ne le voyais pas dans une entreprise. Allora, 40 c'est punti rassurant. per voi, con tu che sto sempre in testa, un 140 punti, bravi! Continuiamo, giochiamo al shop a capo. Bon, già va che ci vuole pigliare i punti, 60 punti al primo indizio per ritrovare il nostro shop a capo di stasera, cerchiamo una personalità. Primo indizio, Patrizia. Un so mica corso. Sono nato in Milano, ma in Corsica ha giovato tanto. Quando sono giunto in Cervioni, non era mica per cercare un giole. Il est donc né à Milan. Il a passé tellement de temps et fait tant de choses en Corse qu'il y était chez lui. Et quand il est arrivé à Cervioni, ce n'était pas pour des noisettes. Quelle année c'était? J'ai pas dit. Beh, aspettate, non è mica detto. On l'a dit tout le monde. C'est à l'époque de. Non, c'est- Allez, un altro indizio per 50 punti. In buon cristiano, ha già portato un antoemo spale tutta la miseria dell'isola. Come per Edmond, Alleria è stata importante in Amoïta. En bon chrétien, il a porté sur ses épaules toute la misère de l'île. Et comme Edmond, Alleria a marqué sa vie. Nationaliste de Charlie. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas possible.
Et Né à Milan, venu à Cervione et redescendu à Lire. Et combien de mots Je crois qu'on a cerné l'époque. Hein. On continue. Un altro indizio. Adiuvato assai a usegulu zelegi, adiuvato costruì chiese e case per ringraziarmi, ma hanno beatificato in 1741 e santificato in 1911 un santo Beagorsica. Il a fait beaucoup pour les chrétiens de l'île. Au XVIe siècle, il a construit des églises et des maisons. Pour le remercier, on l'a béatifié en 1741, puis sanctifié en 1900. Le plus des... Mais pas Pas trop. ma spécialité. Moi non plus. les saints. non, mais on doit savoir ça. Hein. Maintenant, Je sais pas. No? Beh, non. Anche un'idea? Allora, l'ultimo indizio, per 30 punti. Patrizia. Allora, se voi un di den Cervioni, un non de d'ottobre, un mi bue de manca, chi facen una processione per onorarmi. Sono stato l'apostolo di Agorsica. Donc, si vous allez à Cervioni un 11 octobre, vous ne pourrez pas le rater puisqu'on fait une procession en son honneur. Il a été l'apôtre de la Corse. Saint-Just. Non, non. Stéphanie de Monaco. Là, je vois où on en est. Là, c'est un absolu. Bien tenté. Ah, Cercavamo stasera Non. Alexandre Soli. Pas du tout. Ecco. No, beh, due parole, Patrizia. Era difficile. E No, noi in Bastia lo conosciamo perché c'è di noi in Santa Maria, uso Usto, e in Cervioni particolarmente perché chi lo onorediano tutti l'anno del Giro d'Ottobre. Dunque era vescovo d'Aleria in 1570 e poi dopo si è trasferito in Cervioni, ma ha fatto assai Beagorsica. L'aveva detto anche il Baba all'epoca che era un apostolo Beagorsica perché chi ha fatto costruire case e monumenti religiosi e impiegava tutta la gente che padivano a fame, che erano della miseria e così li vedeva un piccolo due isole anche a elli per aiutarli a campare. i luminelli sono sempre in testa e siete in reti. Est-ce qu'on remonte? Il y a eu la remontée. Ouais, mais Ouais. pas assez. Non basta mica. 80 punti, ma passa a rivincita. Hanno vinto i luminelli con 130 punti, bravi! Bravo. Così, Un partout, la balle au centre. Allez, rigali. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogas a quelle creazioni profumate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Oggi è stata una bella rivincita tra le nostre squadre di stasera. Puletti Sciaccamanà, le nostre squadre di stasera. Voglio ringraziare il pubblico e a me Sapientone e a me Patrizia. buonasera. Bravi a tutti. Venite giù con noi, sabiantoni.tv. Da qui una stundetta di informazione, non ta via Stella, e noi ci ritroveremo da qui a poco. Allora, ciao! E voilà! Et voilà.